duro sia, duro, duro, duro se rosa scampana alle castello, la scotta su mangiare. Sono giocare caro, savo da campitanesa, tanto su coro, tanto su coro, Carias e barracocco, a chi vada in benza mia, duro, 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 ma duro, duro, duro sia, ne duro, duro, duro sia. Ringhi sa viola, s'ammorata col cassola, cano bene compagnia, veni da domo mia, di da o cosa ora, ma tinghi sa viola, s'ammorata, s'ammorata, s'ammorata col cassola, cano bene compagnia, veni da domo mia, di da o cosa ora, serra, serra, palas a terra, palas a muro, sori che manno, sori che muro, benze cannu, cannu chieni di mai no beni, su serratore a piera bore, a serrare sanchi che già te su cane, serra, serra, palas a terra, serra, 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 e duro duro e serra serra. Questi sono i canti che io ho ascoltato durante la mia infanzia. Io ho trascorso un'infanzia che posso definire magica, perché oltre ai miei genitori avevo uno stuolo di zie, nonne, miei nonni, gli zii, che mi accudivano e mi aiutavano a crescere. Spesso mi aiutavano a crescere cantando, ed era molto diversa la vita che io vivevo in città da quella che invece poi nei fine settimana vivevo al paese. Mi ricordo che mia nonna aveva un letto altissimo e c'era un grande rosone in ferro battuto dipinto a mano. Vicino al letto c'era uno banchitto, uno sgabello in ferula, e io per salire sul letto dovevo arrampicarmici sopra. Una volta che ero là sdraiato, arrivava mia nonna e per dormire mi faceva recitare la preghiera del sonno. Su letto meu ed è batto contones e batto ranghi lo si bevonene, duos in pese e duos in cavitta, Nostra Signora su costazzo mistada, Nostra Signora su costazzo meu, anima e corpus in comando a Deus, anima e corpus a Santo Giovanne, si inimigo non mi inganne né a die né a notte, fine sole sa morte, fine sole suvvine, sangue lo serafine, sangue lo bianco, Babbo, Figlio e Spirito Santo. Anni a minare, a ti vasare, a ti dormire, so che non posso ischire, noi scoso chi tene, chi tenza ad ogni bene, tenza bene fortuna, canta e mannassa luna, canto gira su sole, tu e tenza spaghe amore, anni. Casa di mia nonna la posso definire soltanto una casa alta. C'erano 2 stanze per ogni piano.
All'ingresso c'era sa sala, poi si saliva al primo piano e c'era sa posente dormire e sa cara me pranzo italiana. Poi si andava più su e c'era sa cucina e sa posento di Antonianzana, e ancora più in alto un altro aposento e su bagno, un grattacielo. Durante le sere d'estate scendevamo in carrera per strada per prendere il fresco e mia nonna ci riuniva tutti là intorno, tutti insieme, e stavamo lì ad ascoltare racconti, storie. C'era un filo che correva dalla facciata di casa di mia nonna a quella di tia Franziscanzala, e mia nonna stendeva i panni. Ancora nelle mie orecchie risuona il rumore della carrucola che lei tirava per poter stendere i panni. Su quel filo, tra le due facciate, durante le sere d'estate, mentre noi stavamo lì a friscurare, a prendere il fresco, stava appollaiata una tonca e cantava. E noi la prendevamo in giro. E lei rispondeva: oi, lasciate lo perdere con sto puzzone, che sto puzzone è vero e sto puzzone malo. Le civette erano animali, uccelli cattivi. Ma mia nonna diceva: quando fui picciocca, noi sì, andavamo in campagna. Da ragazze noi tutte insieme giravamo per le campagne con il naso per aria per cercare di individuare su cuccu il cuculo. Chi vudi puzzone de magia, che era un uccello magico, perché era in grado di indovinare quanti anni mancavano all'arrivo dello sposo. Una volta, secondo mia nonna, era andata in campagna con Maria Serafina, una sua amica. Vedono un cucù, questi due. Proviamo se è vero, vediamo se funziona. Cucù bello e cantare, canto sanno stene Mattia. Il cuculo cantò per 3 volte. Ed erano gli anni di Mattia. Cucù bello e cantare, canta sorrettene Minnia. Le sorelle di Minnia quante sono? Lui cantò 2 volte. E allora mia nonna disse: tanto sì, se indovina gli anni di Mattia, le sorelle di Minnia, allora non può sbagliare. Cucù bello e cantare, canto sanno il midasa a mi sposare. Quella volta il cuculo cantò per 13 volte. Ai cucù perfetto in cantare, de male mio sta pizza, e cucù bello profetizza, con chi ne ma può accogliere. E già che stanta verità chiede d'essere cale e non mi lo che zannegare. Ai cucù bello e cantare. Ai musico de su erano e dammi vera relazione, si è de buona condizione. Ai sì e facciano cucù bello e cantare, canto sanno mi dasa mi sposare. E questa era soltanto una delle tante
superstizioni che avvolgevano la mia vita nel paese. Però a proposito di quel vicinato di casa di mia nonna, devo dire che era un vicinato molto particolare, perché ogni persona era un personaggio, ognuno aveva i suoi difetti, aveva un trascorso e tutti in paese conoscevano il trascorso dei loro vicini di casa. C'era nel vicinato una donna che si chiamava Tia Marietta, era piccola, magrissima e sempre molto curata, molto elegante, ma anche molto zittella. Una volta aveva deciso che non ne poteva più di questa sua condizione. Basta, io voglio trovarmi marito. E così tutti i paesani si diedero da fare per cercare per lei un marito e glielo trovarono. Era un ricco possidente, un po' in là con gli anni, ma insomma ancora poteva andare. Lo presentarono a Tia Marietta. Lei lo vide, lei era piccola e magra, lui era più piccolo e più magro, non aveva neanche un dente in bocca. E allora lei pensò, ma meglio sa vita accabbata che senza pensamento, e così decise di continuare a rimanere la zitella qual era. Marietta via dal roscio de avarrai vagadia, e aggiudo cianta posto circa pianta compagnia, compagno pianta cantao serio a ricco possidente, tra la lera la ma su coro de firmao quando si da più presenti, tra la lera la quando è casa barrata quando si da più presenti, Sammi su motta cappata e in bocca manco denti. Sia Marietta si è pensata decidere in suo momento, tra la lera la meglio sapita accappata che c'è altro pensamento, tra la lera un mondo di superstizione, di magia, di sorrisi e non solo. Una volta era inverno e mi ricordo che io e i miei cugini stavamo seduti intorno a sta zeminera, al caminetto, con mia nonna. Ad un certo punto un tuono terribile fece vibrare i vetri delle finestre. Mia nonna cambiò immediatamente il suo sguardo. Venite in ove, avvicinatevi a me. Ci radunò tutti noi bambini intorno a lei. Mia nonna era rimasta molto traumatizzata da bambina perché una volta un fulmine
aveva attraversato la loro casa e aveva bruciato il tetto in canne. Da quel momento, ogni volta che c'era un temporale, lei recitava lo scongiuro. Veni dei Noghe, sistemò il fuoco, si accomodò su una sedia e ci fece sedere tutti attorno a lei. Questo è il Sugonte Sant'Andrea. Sant'Andrea, mascherato da mendicante, andò a bussare presso una famiglia di gente molto devota. Lui sapeva che il diavolo avrebbe voluto portare via la figlia più giovane di questa famiglia. Si era presentato come uno sposo e la giovane ragazza si lasciò prendere dall'avvenenza di questo giovane. Sant'Andrea sapeva tutto questo e doveva salvare la famiglia e la giovane. Bussò. Chieste, Deoso è un povero, a mi potete raccogliere per questo sero? Potete farmi stare qui a casa vostra per stasera? No, non podimoso, che tenimo il cerimonia. Stanotte a mezzanotte ci sarà un matrimonio a casa nostra, non possiamo accogliere nessuno di estraneo. Ma Deo non che il zonudda, non voglio niente. Datemi una cadrea a misezzere. Starò seduto dietro la porta, su una sedia, non voglio niente, non voglio né da mangiare né da bere, voglio stare qui. Beh, questa famiglia così devota non poteva mandare via un povero mendicante. Va bene, rimani qua. Però ricorda che a mezzanotte noi abbiamo il matrimonio, quindi tu dovrai andare via. A mezzanotte mi cando, ha cannato isso. La famiglia andò a riposarsi per prepararsi alle nozze e Sant'Andrea si posizionò con la sua sedia all'interno della casa con la porta chiusa. A mezzanotte in punto si presentò lo sposo, il diavolo. Tocco tocco, chieste, amico, amico no. De saldoi chi veraulasa, mendasa narre luna, su sole spiulmanne sa luna, e non li fece entrare. Tocco tocco chieste, amico, amico no. De saldoi chi veraulasa, mendasa narre duas. Saldo a stavola de Moisè, quando calè Gesù Cristo a in terra in Gerusalemme, ne che babbo che infizze in Spirito Santo a me. Tocco tocco chi este, amico, amico no. De saldo che parola siamo in casa andare trese, sa Stre Maria, saldo a stavola de Moisè, quando calè Gesù Cristo a in terra in Gerusalemme, ne che babbo che infizze in Spirito Santo a me. Tocco tocco chi este, amico, amico no. De saldo che parola siamo in casa andare battoro, sul battoro evangelista, sa Stre Maria, saldo a stavola de Moisè, quando calè Gesù Cristo a in terra in Gerusalemme, ne che babbo che infizze in Spirito Santo a me. Tocco tocco chi este, amico, amico no. De saldo che parola siamo in casa andare chimbe, sa schimbe viae, sul battoro evangelista, sa Stre Maria, saldo a stavola de Moisè, quando calè Gesù Cristo a in terra in Gerusalemme, ne che babbo che infizze in Spirito Santo a me. Tocco tocco chi este, amico, amico no. De saldo che parola siamo in casa andare sese, sa se scandela, sa schimbe viae, sul battoro evangelista, Stre Maria, saldo a stavola de Moisè, quando calè Gesù Cristo a in terra in Gerusalemme, ne che babbo che infizze in Spirito Santo a me. Tocco tocco chi este, amico, amico no. De saldo che parola siamo in casa andare sette, so sette dono, sa se scandela, schimbe viae, sul battoro evangelista, sa Stre Maria, saldo a stavola de Moisè, quando calè Gesù Cristo a in terra in Gerusalemme, ne che babbo che infizze in Spirito Santo a me. Tocco tocco chi este, amico, amico no. De saldo che parola siamo in casa andare rotto, so sotto loro, so sette dono, sa se scandela, schimbe viae, sul battoro evangelista, Stre Maria, saldo a stavola de Moisè, quando calè Gesù Cristo a in terra in Gerusalemme, ne che babbo che infizze in Spirito Santo a me. Tocco tocco chi este, amico, amico no. De saldo che parola siamo in casa andare Cristo a in terra in Gerusalemme, ne che babbo che infizze in Spirito Santo a me. Tocco tocco chi este, amico, amico no. De saldoi chi veraulasa, mindasa narre treghi,
Su treghi e fora lei. Rugnagliola, chi scalda le 7 volte si fora, si salve, 7 dopo il messuginato, e fora dai noghe, dopo il mercato. Casa di mia nonna era un luogo, come vi ho raccontato, un luogo magico, un luogo molto bello, particolare. Mi ricordo che da bambino qualche volta al mattino mi svegliavo e non c'era nessuno in casa, perché tutte le donne di casa erano scese a domo di tia Maria, a casa di tia Maria, per cuocere il pane. La notte prima dell'infornata mia nonna prendeva una palla di pasta, aggiungeva l'acqua, il sale, poi con il pollice nella mano destra segnava una croce e bisbigliava parole incomprensibili. La mattina, quando io scendevo giù, e loro ormai erano tante ore che avevano iniziato ad infornare il pane e c'era un profumo inebriante di palzidas, coccois, pane zicchi, pane meraviglioso. Mia nonna veniva chiamata dalle ragazze che si dovevano sposare per fare suvane sosi sposos, il pane degli sposi, un pane con una farina sottilissima e bianchissima, e lei modellava fiori, cuori, uccelli magici mai visti in volo, chiavi, limoni, tutto questo per rendere omaggio agli sposi. E già mi bonzo a querer in chili rude oro, in caniste due bratta, in caniste due bratta. Pro di dare su coro, su vettu mappa berre, poesienda senza falta, poesienda senza falta. Si passano liros, mi dappo a comporare, uno duoso trese, uno duoso trese. Lacrimas e sospiros ti capo a inviare, fino a sei nuesese, ti capo a inviare, fino a sei nuesese, fino a sei... Questi canti che ancora girano nelle mie orecchie avevano una grande importanza, anche perché poi si sentiva sempre cantare. Mia nonna diceva che quando lei era ragazza andavano in campagna per lavorare, per raccogliere le olive, per lavare i panni al fiume, e tutto questo mondo di lavoro e di fatica era sempre accompagnato dal canto. Nel paese di mia nonna si faceva così: lasciavano maturare le olive sugli alberi e aspettavano che cadessero da sole. Così la raccolta andava dal mese di novembre fino a giugno inoltrato. Ed erano momenti molto belli. Mia nonna diceva che quando lei era bambina la portavano a raccogliere le olive ed era talmente veloce che sembrava una gallina affamata. Nella sua mano ci stavano soltanto 3 olive, ma a fine giornata era riuscita a riempire 6 misure come le donne grandi. In paese dice che c'era questa femmina ricca, appartenente alle famiglie nobili dei paesi, e questa femmina era chi ogni die prendeva una valigia e prendeva la corriera, e le altre paesane che le chiedevano: ma dove
stai andando con questa valigia? Devo andare, devo aggiustare dei vestiti perché, sai, le cose si invecchiano, devo portarli ad aggiustare. E vabbè. L'indomani mattina, valigia. E devo ritirare quello vestire, se oggi devo ritirarli perché non me li hanno fatti subito. Il terzo giorno ancora, ma questa valigia è cadenzo de... Sta di fatto che un giorno succede che al rientro, col suo grande valigione, questa donna, mentre scendeva i gradini del suo postale, la valigia si aprì. Sta carrera fu inondata di olive che hanno riempito tutta la strada. Questo perché anche lei, come le altre ragazze, andava a raccogliere le olive, ma quel senso di dignità non le consentiva di dire che anche lei andava a lavorare. Le ragazze andavano a lavorare e anche i ragazzi, e un momento importante era quello del cantare. Come un uccello che si libera nell'aria, canto a mezzogiorno. Io non potevo stare in campagna da solo, senza vederti un istante. Ora che albeggia, vado a lavorare e non so come farai a passare le giornate da solo, senza vedere me. A primo manzanile, mettano a lavorare, si ha vento sole o abba, si ha vento sole o abba, si ha vento sole o abba. Di settembre a dire, come ti fa campare, mi fini sempre a cappa, a primo manzanile, mettano a lavorare, si ha vento sole o abba, si ha vento sole o abba, si ha vento sole o abba. Se puzzone ghiola, che puzzone ghiola, dentro il suo verano, gira sa mente mia, gira sa mente mia, gira sa mente mia. E chi è mi consolata, che sei lontano, finito in mia allegria, che puzzone ghiola, dentro il suo verano, gira sa mente mia, gira sa mente mia, gira sa mente mia, che puzzone ghiola, che puzzone ghiola, che puzzone... No, però... Allora, questa storia delle olive mi fa venire in mente una cosa. Sì, mi fa venire in mente un altro racconto che mi aveva fatto mia nonna. Allora, dunque, è successo così, che una volta, quando ero un baldo giovanotto, decisi di andare al mare negli orari migliori in assoluto, alle 2:30 del pomeriggio. Mi dovevo abbronzare, quindi il sole migliore per bruciarsi è quello. Ebbene, e quel giorno mi sdraiai, poi dopo che mi sono bello arrostito, sono tornato a casa e c'erano mia mamma e mia nonna, e quindi le ho detto: sai che oggi mentre prendevo il sole ho sentito ho visto questo animaletto che mi camminava sul petto, sembrava un ragno, una formica, era colorato. Vieni nove, mia nonna mi ha detto, vieni qui. Mi ha fermato con le mani alle spalle e mi ha sputato in faccia. Ehi! Alza niente vinta, figlio fatta i 30, dritta figlio sfattedi, corro lo sponzino, non ha al beghe niente s'avanzata, de non toccare mai la rebatizzata. Può vivere argia vinta, fazzara figlio strinta, drinta sfiglio fazzara, uno va monte in divonda, uno va monte e uno va salto, in dimnussio a mossiai d'appo. E che cos'è questa cosa? Che cos'è? Deo, sosi
bussa fuori un'arza. E che cos'è un'arza? È come un ischisi? No, non so che cos'è un'arza. E lì mi si è aperto un mondo fantastico. Perché? Mia nonna mi ha raccontato, e il suo racconto era un racconto profondamente sentito. Sarza è un'anima dannata. No, io ho detto, Sarza, se quello che stai dicendo tu era un ragno. No, è un'anima mala, è un'anima dannata. Secondo mia nonna, le arge sono anime di defunti che nella loro vita non sono riuscite a portare a compimento quanto avrebbero voluto e quindi rimangono sulla terra tramutate in arge per scontare la loro pena, e potranno liberare la loro anima soltanto dopo aver portato a compimento quanto lasciato in sospeso. Deo, mi disse mia nonna, podo al voltasa appo fatto su balle sarza, per 2 volte ho ballato per l'argia. Ma che cosa vuol dire? Poi ho iniziato a cercare di capire di che cosa si trattasse. In realtà in Sardegna non esistono animali velenosi, non abbiamo vipere, non abbiamo scorpioni che abbiano un veleno tale da far ammalare o morire le persone. Quando si va a cercare i funghi in Sardegna non ci si pone il problema che possano esserci le vipere, perché non ci sono, ma ci sono le arge. E mia nonna mi raccontò il ballo dell'argia al quale lei partecipò in prima persona. Era fine giugno, ormai la stagione della raccolta delle olive era arrivata al termine e mia nonna, con le altre ragazze, ma in particolare Maria Serafina, la sua amica del cuore, erano andate alla campagna di Rodeddu per raccogliere le ultime olive. Maria Serafina, mentre era china a raccogliere le olive, col piede spostò un grande sasso dal quale uscì un'arca. Mi si arrampicò addosso. Maria Serafina cadde a terra con una febbre altissima e convulsioni che le facevano scuotere il corpo. Oh, te danni terrore e Maria Fina che fu di solia, che fu di rodetto prenda mia e non mi dà fare tu prenda mia e che monta la sarza prenda mia e zandeva ti scrasa prenda mia e te danni terrore. Oh, Maria Fina mia, accudite, accudite, venica e beninde prenda mia, sono dottori dinde prenda mia, e cari e potere prenda mia. Oh, te danni terrore, Maria Fina, s'allegria chinato fuori. Oh, il terrore. La povera Maria Serafina, secondo il racconto di mia nonna, a terra, con una febbre altissima, scuoteva il suo corpo. La riportarono immediatamente in paese. E mi disse mia nonna, a quel punto dovevamo capire che cosa era capitato. E così mandarono a chiamare tia Giovanna Maria Sì. In paese dicevano che fosse una vecchia che conosceva
i segreti, una maggianza. Maria Serafina nel cortile di casa sua, che tremava, gridava e piangeva, si avvicinò Tia Giovanna Maria Sì. Mia nonna era lì, spaventata, senza sapere che cosa fare. La vecchia la guardò e si inginocchiò. Debemos comprendere, cale arza la punta. Le arge sono animali cattivi, anime dannate. E bisogna capire quale argia appunto l'ha ammalato. Ci sono arge baianas, nubili, arge cogiadas, sposate, le più terribili di tutte, sarza viuda, le arge vedove. Bisogna capire che tipo di argia ha colpito. E a mangiano il roso, cammino a su succutto, e parisco savipia, e a mangiano il roso, ma di se vesti e lutto, nara si se vagadia, oggi de molto si sposò, nara si se solastina, o de galei da se si se fa in penitenzia, che resa ti perdonare. Il canto di Tia Giovanna Maria Sì serviva per capire quale argia avesse colpito. E povera Maria Serafina, avvolta in grandi coperte di lana, con un filo di voce, rispose: Anninni, anninnia, io a voi sposa, fai il nostro sodrao, tengo si sposo mio, rispetta sta via. Si mi può assagare, aiuto è malattia, non aiuto è bellezza, la stessa vita mia, si ovvige sta marchesa, sorresso con te marra. Dobbiamo farla scherzare. Vieni con me, disse mia nonna a questa bambina. Arrivate lassù in cima. Maria Serafina era ormai pronta, ricoperta di letame fino al collo. Furono piantati intorno a lei 12 spiedi di legno. E a Giovanna Maria Sì diede disposizione. Como, tutto salvaggianas, tutte le ragazze nubili, vengano qua, si dispongano in cerchio. Voi avete un compito importante. Dovete scoprire se l'argia che ha colpito Maria Serafina è un'argia nubile. Ricordate, se tratterete male lo spirito maligno, lui potrebbe rifarsi su di voi e non troverete più marito. Ricordatevi, lusingate l'argia, argia bella e cara, piena di fantasia,
Se vuoi che io ti ami, curala bene Maria, e io ti sarò grata e ti vorrò bene per sempre, argia bella e cara, piena di fantasia. Andimvironnai andirannorandira andimvironnai si bando a passillai a sargia bella e cara prena de fantasia, prena de fantasia. Io li schidi a migura da bene a Maria e andimvironnai andirannorandira e andimvironnai. E andimvironnai andirannorandira e andimvironnai a sargia bella e cara prena de simpatia curada gusta malaida e da pa ringraziai e da pa volli veni e andimvironnai andirannorandira e andimvironnai e andimvironnai andirannorandira e andimvironnai e andimvironnai andirannorandira. No, no, questa no este arza vaiana. Tia Giovanna Maria sì, secondo il racconto di mia nonna, disse che non si trattava di un'argia nubile. E tanto allora vengano qui le donne sposate e te potremo scantare. E te potrete scantare. Qual è il canto delle donne sposate? Qual è? E potremmo fare una ninnia. E certo. Le ninananne sono i canti delle madri e le madri per avere i loro figli devono essere sposate e allora sa ninni anda bene. Allora con il deposicue nel frattempo Maria Serafina continuava a stare là inerme, sotterrata fino al collo e non si muoveva. Casalza de spunta e che sia tangata e che le sassa dunca a ninnare. A ninni a ninnare troppo su dolore chi si allene salza s'allene desahogue
stimolo d'oro questo. E come deve essere. Ninni anninnare si cande custarza tutti chi rio a poche si cande su dolore a poi te danno, non mi basta su coro, non è possibile, il terrore che massi di te danno. Maria Serafina, la nenia intonata dalle donne sposate, aprì gli occhi e le guardò una per una. Debimos essere sicuri, salfiudas, le donne vedove. Le vedove che purtroppo per loro, una volta raggiunta questa condizione, loro malgrado, erano delle vere e proprie sepolte vive, perché non potevano più partecipare alla vita comunitaria, non potevano più andare alle processioni, non potevano più ballare. Era concesso loro soltanto di andare alla prima messa del mattino. Donne, per quanto giovani, costrette ad una vita rinchiusa in casa, ma non per Suballe Sarza. Suballe Sarza era un momento importante perché le vedove non avevano più niente da perdere. Loro non avevano paura di non trovare un marito, non avevano paura di perdere un bambino in giovane età. Loro potevano minacciare l'Argia, maledirla. Sargia, chi gioca si nungas a me, se mi vieni tra le mani, Deo ti tronco in barras, ti spezzerò le mandibole e così capirai con chi hai a che fare. E a Sabilla sorrei e da regalo i sarras a me sincera sposa. E a Sabilla sorrei e sa sargia velenosa e Deo ti tronco e parras entra di non casa mei e sa sargia velenosa entra di non casa ti tronco e parras entra di non casa con queste minacce l'Argia non aveva scampo. Per quanto potesse essere uno spirito cattivo, non poteva sottostare alle minacce che arrivavano dalle vedove. Ma in questa grande confusione, secondo quanto raccontava mia nonna, si fece largo una donna corpulenta, massiccia, tia Maria Antonia si chiamava, e arrivò lassù su Montonarzo e side bocche, lasciatemi passare, tocca cadeo lisco, perché mio marito era stato punto dall'Argia, fate vedere me che io me ne intendo. E così spostò le vedove, si abbassò e guardò Maria Serafina. Come li canto sumuttu che abbiamo scantato a marito mio, a sapere come in te questa visetta si indevesata, si riprende subito questa ragazza, vedrete, vedrete.
Sassarunca, dai o è solo in die, che te le Sassarunca, e i saghi si cande, dai o è solo in die. Dunque salza de sponta di te sia andata, e saghi si cande, dai o è solo in die. E al marito mio e l'idole che socorro la torra pianza chiamando il suo dolore ai de marito mio quando tu la sarza e ha toppato un moro la torra pianza ai de marito mio chiamando il suo dolore. Alzai de marito mio calmate il suo dolore canno tu la sarza ai canno punto la sarza. Antonia, che non era la tipa che si faceva mandare a dire le cose, inginocchiata davanti a Maria Serafina, fece una cosa fuori da ogni pensiero. Aprì la sua camicia e tirò fuori un seno bianco di latte. Iniziò a spruzzare sul viso della povera ragazza il suo latte. T'hanno attittato commente che sei molta, hanno pianto per te come se fossi morta, ma io ti do il latte per farti rivivere. A questo gesto tia Giovanna Maria sì, così diceva mia nonna, si sentì un po' estromessa dai giochi, e come in teste gusta. Arriva lei e mi fa riprendere la ragazza. Vai Antona, vai, e allatta a figlio tu. Perché sei qui Antonia? Vai ad allattare tuo figlio, perché se no morirà di fame. Ma mia nonna mi ha spiegato perché tia Giovanna Maria sì precisò questo fatto. In paese si diceva che il bambino che Maria Antonia aveva appena avuto e per questo aveva ancora il latte, a quanto si diceva, non era figlio del marito. E quale occasione migliore per sottolinearlo? Vai Antonia, vai, allatta tuo figlio, perché se no morirà di fame. Ma mia nonna mi disse che Maria Antonia non si è fatta arruggincare, il viso non le è diventato rosso per la vergogna. Ehi, e te che ne sei? Che vuoi? Se anche dovesse morire, ve ne faccio un altro, tanto l'arte ormai l'ho imparata. Vai Antona, vai Antona, vai Antona e allatta pippiu, vai Antona e allatta pippiu, e che non si morite su fammi, e che non si morite su fammi, vai Antona, vai Antona, vai Antona e allatta pippiu. Si morite su fammi, e tanti non si morite su fammi, vai Antona, vai Antona, vai Antona, vai Antona. Canno si mori, canno si mori, canno si mori, mi deva una, e a puro casate, mi da poi
si mori minte maunatra, oro casarte minte povicada, oro casarte minte povicada, la povera Maria Serafina, vedendosi intorno a sé questo tripudio di persone che ballavano, che cantavano, che le spruzzavano i dati in faccia, l'avevano inserita dentro una buca ricoperta di letame, insomma, più di questo penso che nient'altro si potesse fare. E così, al canto di Maria Antonia, la povera ragazza diede un segno di ripresa. La Ionadu Deo, la sentenza di Tia Giovanna Maria Sì. La Ionadu Deo, cussa, Fudarza Goggiada era un'argia sposata perché Maria Antonia è una donna sposata. Tiratela fuori. Così, secondo mia nonna, la povera Maria Serafina fu tirata fuori dalla buca, avvolta in grandi coperte di orbace e riportata a casa sua. A quel punto tutti, anche gli uomini, ballarono per la sua guarigione. Un rito che poteva durare da poche ore ma andare avanti anche per un'intera settimana, dove tutto il paese era coinvolto e tutti si sarebbero dati da fare per salvare la persona colpita dallo spirito maligno dell'argia. Fora subo corrotti, fuori il ragno, erbo corrotti sull'au, perché è un insetto velenoso. Arciolia Bogau, dammi la mano e alzati Serafina, perché tu sei la nostra vicina e hai ancora tanto pane da mangiare. Dammi sa mano e pesa Serafina. Afora su corrotti, afora su corrotti, garbo corrotti sull'au, garbo corrotti sull'au, canceoli Bogau, canceoli Bogau. Da misa mane pesa, 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 da misa mane pesa Serafina, la due sese, la due sese, la due sese sa nostra regina. Da misa mane pesa, 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 da misa mane pesa Serafina, la fora su corrotti, la fora su corrotti. Su corrotti, garbo corrotti sull'au, canceoli Bogau, canceoli Bogau. Sargia male complessa, di sale, sa difesa, di sane, ma di sane, cadere calumane, mane, cane, cadere calumane, le va fare, cadere calumane, mane, cane, cadere calumane, le va fare. Ancora su corrotti, ancora su corrotti, garbo corrotti sull'au, garbo corrotti sull'au, canceoli Bogau, canceoli Bogau. Ora si può corrotti, ora si può corrotti, ora si può corrotti. Grazie. Valentina Serra, Giuseppe Roberto Azzoli, abbiamo Stefano Cogoni che è il nostro fonico che ci ha dato luce e suoni. Grazie. Questo spettacolo per me è carico di emozione e di cose che in realtà io ho vissuto per la gran parte. C'è stato un testo scritto e pubblicato nel 1967 da Clara Gallini, che è stata una grande antropologa e docente di antropologia culturale all'Università di Cagliari, che è stata allieva del grande antropologo Ernesto De Martino, che ha studiato i riti dei Tarantati della Puglia, e Clara Gallini, seguendo le orme del suo maestro,
ha svolto in Sardegna questo studio sui rituali dell'Argia, un rito che è scomparso ormai da oltre 60 anni, 70 anni, ma che sopravvive nella memoria delle persone più anziane. Io ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere 2 donne che hanno partecipato direttamente a questi riti e il senso di disperazione e divertimento erano 2 cose che dovevano andare di pari passo, a braccetto, perché c'era il terrore che un membro della comunità potesse morire a causa di uno spirito maligno, perché questo era l'Argia, non era un ragno, ma allo stesso tempo fare di tutto per salvare questa persona. Nel testo di Clara Gallini ci sono tutta una serie di informazioni dove veramente questi riti potevano durare da poche ore ma arrivare veramente fino ad una settimana, dove tutta la comunità smetteva di svolgere le attività quotidiane per salvare questa persona. Tanto si faceva per un membro della comunità. Io spero stasera con questo piccolo racconto in musica di avervi dato almeno la curiosità di sapere un po' di più sui rituali dell'Argia. Grazie a tutti. Sardianato, il gagliardo e cavalleri dea sagalata, a tutto corsa briglia abbandonata, pesante glorioso sistentardos, pesante glorioso sistentardos, pesante glorioso sistentardos, ma ritrovaste terribile stazzardos, come antica fidelità, la santodine consagrada, dai so generoso sporosardos, dai so generoso sporosardos, dai so generoso sporosardos. E vieni da ogni ida de Sardegna, vie Sardia, vie si spettacolo, e vieni da ogni ida de Sardegna, con un'antica moda sedilesa, con un'antica moda sedilesa, con un'antica moda sedilesa, e saita de sedilo benigna, verare non fa su miracolo, verare non fa su miracolo, in questa festa forza ed bellezza, in questa festa forza ed bellezza, in questa festa forza ed bellezza. Sardianato, il gagliardo so e cavalleri in dea sagalata, a tutto corsa briglia abbandonata, pesante glorioso sistentardos, pesante glorioso sistentardos, pesante glorioso sistentardos. Alle prossime occasioni. Acusando meglio, si dice. Ciao.